Prima di risponderle voglio rassicurare che anche alla Farnesina c'è un grande fan club di Don Dante, molto forte. Ovviamente è un modo simpatico per dire che tra il corpo diplomatico e il QAM c'è una tradizione di relazioni e di progetti che hanno salvato la vita a tante persone. Il ministro degli esteri, il commissario europeo Paolo Gentiloni, il già presidente Romano Prodi, l'immunologo Alberto Mantovani, Anthony Fauci, consulente medico di Joe Biden con un videomessaggio. Sono molto felice di avere l'opportunità di ringraziare Medici con l'Africa QAM. E poi vescovi, imprenditori, presidenti di fondazioni bancarie e il tanto popolo che sostiene il QAM Medici con l'Africa, presente alla festa per i 70 anni di attività dell'associazione e per fare il bilancio di quanto realizzato negli ultimi anni. 5 anni fa ci eravamo impegnati ad aiutare, ad assistere 320.000 mamme al parto, cioè garantire loro un parto sicuro. Dopo 5 anni siamo orgogliosi, umilmente orgogliosi, di poter dire che quel risultato l'abbiamo raggiunto e l'abbiamo superato. Da tener conto che 320.000 mamme custodite durante il parto, che vuol dire garantire un cesareo e una trasfusione di sangue, vanno messi insieme ad altri 320.000 neonati che abbiamo aiutato a nascere e che abbiamo custodito. Quindi davvero un grande risultato, ecco, ne siamo molto contenti. Prossimo urgente obiettivo la vaccinazione anti-Covid in Africa. L'ha ribadito anche l'immunologo Mantovani. Su una popolazione di 1 miliardo e 300 milioni di persone è stata vaccinata una media del 5%, in alcuni stati anche molto meno. Lo sostiene pure uno storico amico del QAM. Quando vedo le cifre del vaccino in Africa siamo più vicini a 0 che non a 10%. Questo è un guaio per loro prima di tutto, ma è un guaio per noi. Perché queste epidemie o si guariscono del tutto o rimangono fra di noi. Il commissario UE ha annunciato che 200 milioni di dosi anti-Covid andranno in Africa, 45 le ha stanziate l'Italia, ha aggiunto il ministro Di Maio, con il governo che dal 2022 al 2026 aumenterà i fondi per la cooperazione di 100 milioni all'anno. Sul palco anche il presidente del Veneto. Ma Don Dante è riuscito anche a creare la donazione di ritorno. Mi chiama durante il Covid, vorrei donare ai Veneti, scusate, 3 respiratori, 2, quanti me ne hai donati? 2 respiratori. Io gli faccio, ma scusa, non ti occupavi dell'Africa? Noi non abbiamo bisogno, vero Don Dante? Io ho detto, non abbiamo bisogno, anche perché noi da 364 respiratori che avevamo siamo passati a 1016. Mi fa, è un segnale che vogliamo dare. Il QAM è una grande risorsa, non di Padova, è l'orgoglio che è nato a Padova, non per campanilismo, però quello che fa per il mondo a livello internazionale è qualcosa di grande.